a Sant'Urbano nella villetta esplosa per una fuga di gas. Il marito e i figli usciti vivi dall'inferno di fiamme dopo essere stati ricoverati sono stati dimessi. Il dramma di Alina e della sua famiglia ha sconvolto la piccola comunità della Bassa Padovana. Tutti stanno pensando a come dare una mano a Michelangelo e ai suoi 2 bambini. Cavallino Treporti in lutto per la scomparsa dei suoi 2 concittadini travolti da una slavina durante un'escursione in montagna in provincia di Bolzano. A Cavallino, Gabriele e Solveiga erano molto conosciuti e stimati. Sindacati, categorie, ambientalisti in centinaia in piazza Eraclea per il presidio contro tutte le mafie. L'obiettivo: difesa del lavoro e delle attività economiche. La squadra mobile di Padova ha sgominato un'organizzazione che operava tra Veneto ed Emilia-Romagna per regolarizzare immigrati attraverso falsi contratti di lavoro. 5 misure cautelari, arrestati 2 professionisti. Le indagini sulla scomparsa in Polesine della cantante Greta Spreafico potrebbero essere arrivate ad una svolta. C'è un primo iscritto nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è quello di omicidio. Dovevano effettuare una verifica fiscale nell'abitazione di un 71enne i finanzieri di Soave, che hanno scoperto in casa una collezione illegale di fossili e reperti archeologici. Il professionista dovrà ora chiarirne la provenienza. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, in primo piano la cronaca e la tragedia che si è consumata ieri nel Padovano a Sant'Urbano, dove una mamma di 36 anni ha perso la vita nella villetta esplosa per una fuga di gas. Il marito e i figli usciti vivi da quell'inferno dopo essere stati ricoverati sono stati oggi dimessi. Attorno a loro si sta stringendo in queste ore tutta la piccola comunità di Sant'Urbano. La nebbia che man mano lascia spazio a una splendida giornata di sole avvolge i resti della villetta di Via Gorghi. Un mazzo di fiori, il fiocco nero sul cancello. Qui domenica mattina si è consumata la tragedia che ha tolto la vita a una donna di 36 anni, Alina Krenicean, morta nell'esplosione dell'abitazione di famiglia causata da una fuga di gas. Salvi per miracolo il marito, Michelangelo Negrello, di 50 anni, e i 2 figli di 9 e 3 anni. È impressionante lo squarcio della villetta in Via Gorghi, uno squarcio che è il simbolo di come la vita di un'intera famiglia sia cambiata in un attimo. E in Via Gorghi nell'aria ancora si respira l'odore acre di fumo. Mancavano pochi minuti alle 8 di domenica quando l'esplosione, causata probabilmente dall'accensione della luce della cucina dove Alina era scesa per preparare la colazione, ha distrutto i sogni di felicità di una famiglia ricca d'amore. Un'esplosione che ha svegliato tutti. Al primo piano di casa Michelangelo Negrello ha pensato subito ai suoi bambini, salvi grazie all'aiuto del fratello Alberto, come racconta il vice sindaco di Sant'Urbano Guido Temporin, anche lui tra i primi a correre sul posto. La definizione di eroe è giunta proprio dai Vigili del Fuoco. Alberto è intervenuto per primo, chiaramente racconta degli aneddoti, insomma era a letto, quindi aveva le pantofole. Insieme anche a un vicino di casa sono intervenuti subito e quasi raccontando ai Vigili del Fuoco con un senso di colpa di non essere riuscito a salvare la povera Alina. E i Vigili del Fuoco hanno detto: guarda, sei stato davvero un eroe ad intervenire in quella maniera, anche perché tutti, anche i vicini, insomma le prime persone che sono intervenute hanno pensato solo a fare l'impossibile per poter salvare questa famiglia. Michelangelo Negrello e i suoi figli sono stati dimessi dall'ospedale. Fisicamente stanno bene. La comunità di Sant'Urbano sta stringendo attorno a loro una rete di protezione. La villetta è stata sottoposta a sequestro dalla Procura di Rovigo. Solo le indagini condotte dai tecnici dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore sul posto, potranno rispondere alla domanda che tutti in questo momento si stanno facendo: perché? Intanto a Sant'Urbano tutti stanno pensando a come aiutare il marito e i figli della giovane donna che ha perso la vita ieri. Erano proprio le 2 parti della mela, secondo me, anche perché quando lui ne parlava le brillavano proprio gli occhi. Lui era innamorato, perso di Alina, e lei era una bravissima ragazza, aveva questa passione per la sua famiglia, per i bambini, e la trovavi magari a passeggiare, era di quelle ragazze al lavoro, casa, non aveva grilli per la testa, ed è una cosa che veramente ci ha lasciato tutti
veramente spiazzati, perché mai si pensava che potesse capitare una disgrazia così. Una coppia innamorata, sposata da una decina d'anni, i figli di 9 e 3 anni, amati. È il ritratto di una famiglia che aveva coronato il sogno d'amore di una casa propria, quello che a Sant'Urbano fanno di Alina, Michelangelo e dei loro bambini. 2 palloni nel giardino della villetta sventrata sono i segni della normalità distrutta. Attorno a questa famiglia la comunità fa quadrato, come già nei primi attimi della tragedia, quando in via Gorghi tutti hanno cercato di dare una mano. Siamo un paese di campagna dove tendenzialmente il vicinato cerca di intervenire, cerca di aiutare quella che è la possibilità di coadiuvare qualsiasi situazione. In questi drammi tutti sconfortati, spaesati davvero. Adesso c'è da pensare a Michelangelo e ai suoi bambini, a dare loro un tetto e un supporto concreto. Siamo davvero sconvolti, stiamo ancora cercando di mettere in ordine le idee di quanto è successo. Di certo, abbiamo già sentito le associazioni del territorio che si stanno già promuovendo per fare qualcosa in aiuto. Devo anche ammettere che abbiamo visto anche da persone estranee una vicinanza a questa famiglia e alludo a 2 o 3 persone che davvero non avevo mai conosciuto, che si sono proposti per dare abbigliamento di prima necessità o comunque quelle esigenze che in questo momento potete capire che possono esserci. Ci stringiamo, certo che ci stringiamo, magari adesso solo anche virtualmente, anche perché soprattutto in questi momenti come fai a trovare il coraggio di andare ad affrontare, a dire che cosa? A dirle cosa? Un'altra tragedia ci porta a Cavallino Treporti, in lutto per la scomparsa dei suoi 2 concittadini travolti da una slavina durante un'escursione in montagna in provincia di Bolzano. A Cavallino Gabriele e Solveiga erano molto conosciuti e molto stimati. Io lo ricordo con questi occhi azzurri seduto nella sala sotto qui del palazzetto comunale, quando poi ha chiesto la parola per dirmi: ma allora concretamente come facciamo per una certa attività che volevamo fare. È scossa come tutta la comunità di Cavallino Treporti la sindaca Roberta Nesto, ricordando Gabriele Costantini, il suo concittadino scomparso assieme alla compagna Solveiga Kemzurait, travolti da una valanga durante un'escursione in Valle Aurina in provincia di Bolzano. Io ho avuto modo di conoscere Gabriele perché lavorava per un camping e veniva spesso in comune per un po' d'anni, quindi ho apprezzato la sua professionalità, la sua serietà, ma anche la sua simpatia. Quindi veramente è un dolore di tutta la comunità. Ho sentito stamattina la sorella e speriamo che riescano a portare le salme presto a Cavallino Treporti. A Cavallino Treporti Gabriele e Solveiga erano molto conosciuti e benvoluti da tutti. Stavano costruendo un futuro assieme in una casa nella zona di Riogrando, a Punta Sabbioni. C'è un grande silenzio sulla spiaggia di Punta Sabbioni. La stagione sarebbe cominciata tra poco e qui, sul lungomare, Gabriele e Solveiga amavano passeggiare, però anche d'inverno. Lì si vedeva spesso passeggiare lungo la diga a Punta Sabbioni piuttosto che sulla pista ciclabile. Alberto Ballarin è assessore al turismo, è stato collega di lavoro, sempre nel ramo turistico, ma soprattutto amico di lunga data di Gabriele, col quale aveva anche condiviso delle escursioni in montagna. Lui amava la montagna, quindi andare alla ricerca del sentiero piuttosto che di utilizzare i sistemi sia di vestizione, tecnici. A lui piaceva molto ricercarli e quindi era un grande amante delle passeggiare in montagna. Gabriele e Solveiga sono scomparsi a 51 e 33 anni, uniti in un tragico destino che li ha sorpresi a 1700 metri d'altezza nelle ultime giornate libere prima dell'inizio della stagione e quindi del lavoro che li attendeva a Cavallino Treporti, il luogo che avevano scelto per la loro vita assieme. Restiamo nel veneziano, andiamo però ad Eraclea, dove è ancora in corso la manifestazione contro tutte le mafie. Penso che dove ci sono state delle sofferenze è anche bene dare dei segni in cui la società si ritrova per fare in modo che le idealità abbiano anche dei segni concreti e tangibili. Quindi un presidio vuol dire guardare il passato per
costruire un presente diverso, migliore. Sindacati uniti insieme alle associazioni ambientaliste di categoria pacifiste, con loro il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, al presidio contro tutte le mafie organizzato questo pomeriggio in piazza Garibaldi ad Eraclea. Mai un fronte così ampio e trasversale per una manifestazione contro le mafie, presente anche la politica. Molte persone arrivate da fuori, pochi residenti del paese, al centro della maxi inchiesta sui casalesi. Assente il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin. Noi pensiamo che l'economia sia minacciata dalla corruzione e dalla illegalità, non certo da una manifestazione che mette assieme tutti i corpi sociali di questo territorio. Non si è mai visto nell'intero paese una manifestazione che tiene assieme le associazioni tutte dei datori di lavoro, il sindacato e l'associazionismo sociale. Noi col sindaco non abbiamo nulla, abbiamo seguito le polemiche sui giornali, non abbiamo intenzione di farne. Per noi la legalità è il bene primario. Non siamo qui per puntare il dito contro nessuno, ma siamo qui proprio per far sentire dove siamo e quello che pensiamo. E il suo punto di vista, la sua vicinanza sarebbe stato un bellissimo gesto nei confronti non solo di CGIL, CISL e UIL, ma di tutte le organizzazioni che con noi hanno promosso questa iniziativa, e vado da Confindustria, Confartigianato e tante altre che non cito, ma le citeremo tutte dopo, perché per noi è un momento molto importante di grande unità del territorio. Che il problema grosso sia se pensiamo che non esiste, dopodiché dobbiamo essere realisti e forse essere più attenti a segnali che in qualche modo o perché non ci si è accorti o perché non si è visto con grande attenzione sono stati sottovalutati, ma nello stesso tempo non dobbiamo creare quella sensazione che non c'è più nulla da fare, anzi bisogna pensare che quello che non è stato fatto lo faremo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Marino Occhipinti contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Padova di revocargli la liberazione condizionale. Il 58enne ex poliziotto è condannato all'ergastolo per i delitti con la banda della 1 Bianca rimane dunque in carcere, dove era tornato ad agosto 2022 quando è stato accusato di maltrattamenti dalla compagna. Occhipinti venne arrestato nel 1994 ed era uscito nel 2018 dopo 24 anni di reclusione. Da alcuni anni era entrato in regime di semilibertà e aveva conosciuto una donna con cui ha avviato una relazione, ma la compagna si è rivolta ad un centro antiviolenza di Padova e poi lo ha denunciato appunto per maltrattamenti. Restiamo a Padova, dove la squadra mobile ha sgominato un'organizzazione che operava tra Veneto ed Emilia-Romagna per regolarizzare immigrati attraverso falsi contratti di lavoro. Gli incontri per strada dove gli immigrati portavano soldi in contanti, 2.000 euro per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, una somma che serviva a produrre contratti d'assunzione e buste paga falsi. Le immagini degli scambi di denaro che hanno incastrato un'associazione a delinquere con reti in tutto il Veneto e che in pochi anni, approfittando della sanatoria 2020 del decreto flussi, era riuscita a rilasciare permessi di soggiorno per 77 stranieri che di fatto non avevano i requisiti e che ora sono indagati. A capo dell'organizzazione un 58enne di Monselice e un 50enne di Porto Viro che sono stati arrestati. Erano loro che entravano in contatto con gli extracomunitari che reclutavano mentre erano in coda agli sportelli degli uffici immigrazione. E dopo io devo andare a beccare si vengono di merda. Hanno bella vita di merda anche loro comunque. In giro tutta notte così, per prendere cosa, poi 100 euro, 200 euro. Ma perché come fanno? Mi contattano? Sì, è lo che faccio. L'associazione criminale operava a Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Vicenza e anche fuori regione, tra Parma, Ferrara, Rimini e Ravenna. I due arrestati fornivano dietro pagamento la documentazione necessaria. Insieme a loro un 48enne di Fiesco Umbertiano, ovvero il datore di lavoro fittizio che accompagnava gli stranieri negli uffici pubblici delle questure di Rovigo e Ferrara. Coinvolti nell'organizzazione criminale anche due professionisti, un 57enne consulente del lavoro di Porto Viro e un 48enne di Padova, legale abilitato in Spagna. Per entrambi è scattata la sospensione professionale per 6 mesi. Il consulente metteva a disposizione le proprie credenziali di accesso alle banche dati dei vari enti pubblici. L'avvocato gestiva le pratiche negli uffici immigrazione e nelle prefetture. Insieme al 58enne di Monselice era già finito in un'indagine della squadra mobile di Padova. Questa inchiesta era partita alla fine del 2020 durante gli accertamenti su dei documenti presentati da un cittadino nigeriano. Da qui poi le ispezioni nelle società dove avrebbe dovuto lavorare, nel Rodigino, in provincia di Ferrara e a Quarto d'Altino, ma degli impiegati non c'era mai nessuna traccia. Siamo nella città del Santo perché è giallo dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna che presentava una ferita alla gola.
Sono ancora tutti da delineare i contorni della vicenda che ha portato al ritrovamento del corpo senza vita di una 57enne nella sua abitazione in via Goito a Padova. La donna viveva nella villa con la madre e il figlio che questa mattina hanno dato l'allarme trovandola a esami nel suo letto con una profonda ferita da arma da taglio al collo. Il coltello, sporco di sangue, è stato trovato vicino al corpo della donna. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica della questura e il medico legale per cercare di ricostruire la dinamica. Presente anche il pubblico ministero Benedetto Roberti, che ha disposto l'autopsia per dipanare ogni dubbio sulle cause della morte. La donna viveva da tempo una situazione di fragilità che ha portato gli inquirenti a non escludere l'ipotesi del suicidio. E sempre in via Goito a Padova, scene da Far West ieri sera, un 33enne ha rubato la pistola ai carabinieri intervenuti per sedare una lite con la sua fidanzata, poi ha sparato in aria. Momenti di ordinaria follia, quelli vissuti ieri sera in via Goito a Padova sotto la pioggia battente. Un 33enne stava litigando con la fidanzata dopo aver provocato un tamponamento tra un'auto e uno scooter. All'arrivo dei carabinieri che cercavano di calmarlo, l'uomo è riuscito a sottrarre la pistola di ordinanza ad un militare e a sparare un colpo, per fortuna, diretto verso il tronco maestro del Bacchiglione che scorre lungo via Goito. Il proiettile è caduto in acqua senza colpire nessuno. La colluttazione è continuata anche con l'intervento della Polizia di Stato che ha cercato di calmare l'esagitato utilizzando il taser, ma il 33enne divincolandosi è caduto in acqua. Una volta estratto dal fiume è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 33enne italiano era già noto alle forze dell'ordine per spaccio e consumo di droga. Ieri pomeriggio stava litigando animatamente con la fidanzata lungo via Goito, una lite che si stava spostando pericolosamente in mezzo alla strada trafficata, tanto che alcuni automobilisti avevano segnalato l'episodio ai numeri di emergenza. Ad un certo punto i due ragazzi si sono spinti proprio in mezzo alla carreggiata, provocando un tamponamento tra uno scooter e un'auto, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto nel frattempo anche i carabinieri che con il giovane hanno ingaggiato una colluttazione culminata con lo sparo. Non si conoscono i motivi della lite tra i due fidanzati. E adesso le indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico potrebbero essere arrivate ad una svolta. Ora c'è un sospettato. Possibile svolta nelle indagini della scomparsa di Greta Spreafico, la cantante di 53 anni di cui si sono perse le tracce lo scorso 4 giugno da Porto Tolle, dove era arrivata da Erba, comune di residenza, per trattare la compravendita della casa del nonno. Del giallo si era occupata anche in più occasioni la trasmissione Chi l'ha visto. La famiglia, che non aveva mai creduto all'ipotesi di un allontanamento volontario, ha assoldato anche un investigatore privato. Nel registro degli indagati è stato iscritto il nome di una persona le cui generalità non sono state rese note. Greta è stata vista l'ultima volta allontanarsi da un bar di Porto Tolle con una Kia Picanto nera. L'ultimo messaggio inviato al compagno Gabriele il giorno prima di sparire nel nulla. L'ultimo ad averla vista un giardiniere di Porto Tolle conosciuto sui social. Nelle telecamere di videosorveglianza le immagini della sua auto a Porto Tolle. Poi Greta è sparita nel nulla. Prima di fermarci per la pubblicità vi facciamo vedere il sondaggio di questa sera. Ecco il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Il governo taglierà le tasse, ci credete? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422162691, 0422162690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita, anche se sentite occupato non preoccupatevi perché la vostra risposta verrà correttamente registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Adesso pubblicità. Rieccoci in diretta. Il gruppo Gedi ha ricevuto da Banca Finint nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto un'offerta finalizzata all'acquisto delle testate Il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, Il Messaggero Veneto, La Nuova Venezia e Mestre, Il Piccolo, La Tribuna di Treviso e Nord-Est Economia. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva. E adesso una scoperta inaspettata per la Guardia di Finanza.
di Soave che durante una verifica fiscale nell'abitazione di un 71enne professionista ha scoperto una collezione illegale di fossili e reperti archeologici composta per l'appunto da fossili di cefalopode del periodo mesozoico, di frammenti di oggetti dell'età del bronzo, oltre ad antichi frammenti coroplastici disposti ordinatamente e catalogati. Per verificarne l'autenticità i finanzieri hanno attivato il Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Venezia e un esperto in paleontologia, elencando il materiale trovato. Nei confronti del collezionista è pertanto scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Verona per ricettazione di beni culturali. L'anziano dovrà ora chiarire anche la provenienza e le ragioni della detenzione dei reperti nella sua abitazione. Sarà sostituita da una riproduzione, la falange rubata lo scorso gennaio in fiera a Padova di un dinosauro. Aveva suscitato molto scalpore a gennaio il furto delle falangi superiori di un esemplare fossile di Psychosaurus, il cosiddetto pappagallo rettile, in esposizione alla Fiera di Padova. Ora avrà una protesi realizzata grazie alla consulenza di esperti paleontologi in accordo con la proprietà del reperto, un'azienda veneziana. Purtroppo gli artigli asportati, commenta l'amministratore delegato di Venice Exhibition, Mauro Rigoni, non ci sono mai stati riconsegnati nemmeno in anonimato. Nonostante i nostri vari appelli alla coscienza dei ladri, hanno preferito tenersi il souvenir lasciando sfregiato il reperto fossile. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Dopo un inizio di settimana variabile, la pressione torna ad aumentare con tempo migliore e un marcato calo termico. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 28 marzo. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo con locali velature. Nel corso della serata tendenza ad aumento della nuvolosità. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti occidentali da deboli a moderati. Temperature come detto in calo, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato in giornata con cielo sereno. In quota vento sostenuto da nord-ovest. Sulla costa brezza anche sostenuta. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su gran parte del territorio. Ci saranno ancora degli annuvolamenti però ad inizio giornata. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.